Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale del Marietto Veneziano su YouTube. Bene, oggi iniziamo un discorso un po' particolare proprio perché ultimamente mi arrivano mail o messaggi in PVT o telefonate in cui mi chiedono i prezzi, in cui mi chiedono quanto costa fare questa determinata operazione, quanto mi costa a richiamare l'amico, quanto mi costa un sigillo, quanto mi costa fare questo e quest'altro. E leggo anche su internet, su Facebook, sui vari social, Twitter, leggo cose strane in cui bisogna stare un po' attenti. Bisogna stare un po' attenti perché purtroppo ci sono piscerai magici che vanno in giro, che parlano di voodoo, di uddù, di opono, di vogliamoci tutti bene, di pacche sulle spalle, di paroline di qua, di paroline di là. Insomma, c'è un grande risotto nel circolo dell'esoterismo. Bisogna dire anche una cosa, che diciamo che i migliori e più potenti maghi al mondo vivono, sono nati in Italia. Sì, l'Italia ha dei nomi illustrissimi, modello Fusco, Pierluca Pierini, Fulvio Rendel, Maiorca, Hildegarda, insomma abbiamo un panorama immenso di colonne, di colossi dell'esoterismo mondiale. Solo per dire qualcosa, il Pierluca Pierini, il grande maestro Pierluca Pierini, ha una biblioteca con 14.000 libri di esoterismo di altissimo livello. Quindi voi potete capire che noi non dobbiamo andare a cercare all'estero qualcosa che qui siamo i primi al mondo. Abbiamo anche maestri di esoterismo come il maestro Cerquetti, abbiamo dei personaggi illustrissimi che voi potete tranquillamente cercare sul tubo, i loro insegnamenti. Il mago Alex, ad esempio, abbiamo veramente dei personaggi illustrissimi che il mondo ci invidia. Però oltre a questi grandi personaggi, come ripeto, il mago Alex, Hildegarda, Fusco e via dicendo, c'è un sottobosco di personaggi che si sono inventati, i maghi, operatori esoterici della domenica, si sono dati una nuova faccia e propongono cose veramente tristi che si leggono anche nei social purtroppo. E quando le persone entrano in questo mondo pensano che basta una pacca sulle spalle, vogliamoci tutti bene, ma datemi luce colorata per poter poi muovere geni alti soprattutto, chiaramente si intende sempre, perché di negromanzia invece la cosa è molto più semplice. Ho sentito di storie veramente tristi, ve ne voglio solamente raccontare una. Anni fa mi contattò una dottoressa, penso che era una professoressa per la precisione, si era fatta fare da una sua amica penso che era un gruppo esoterico massonico, un sigillo che non so di quale tipo, però questa signora gli aveva fatto un sigillo, questo sigillo poi è stato venduto a quest'altra e purtroppo questa dottoressa o professoressa, adesso non mi ricordo bene il nome, lo ruppe e da quel giorno lì incominciò ad avere grandissimi problemi sia finanziari, economici, di salute, e alla fine gli venne un male brutto e purtroppo cercò di questa sua sorella massonica, come la definiva, di farsi mettere un po' a posto la situazione, ma quella non la voleva neanche più sentire. Ecco, vedete, c'è in giro un po' di queste cose qua. Quindi, perché vi voglio dire queste cose? Perché ogni tanto noi incontriamo su Face o sui social generalmente persone che vendono a prezzo stracciato operazioni di alto profilo, operazioni magiche di alto lignaggio a prezzi veramente stracciati. Ebbene, la cosa è un po' più complicata perché voi dovete solamente pensare che l'attrezzatura, vi faccio un esempio semplice, che l'attrezzatura per poter operare nel mondo esoterico ad alto livello minimo costa 3.500 euro.
Sì, avete capito bene, 3.500 euro fra vestiario, spada, incensi, cerchi e tutto quant'altro, il, il triangolo, i libri. Ad esempio, vi presento questo qui, il libro magico dei 7 draghi, una pietra miliare, uno dei più potenti libri che ci siano in circolazione di magia esoterica di altissimo livello. Voi lo potete tranquillamente cercare e trovare sul giardino dei libri o Macro Librassi, e vedete solamente questo libro cosa può costare. Quindi voi dovete pensare che solamente il vestiario ha un prezzo altissimo, proprio perché se uno vuole contattare geni di una certa qualità deve avere prima di tutto un vestiario, poi anche una qualità. Cioè voi vedete e sentite maghi che sono proprio fuori forma sia fisica che spirituale, che vendono prodotti per richiamare geni, il cui scopo dovrebbe essere quello di richiamare geni. Voi capite che un genio di altissimo livello può essere richiamato solo di un'anima, di una qualità di anime che è allo stesso livello, e quindi voi come potete immaginare che un mago di una certa qualità possa chiamare geni di altissima qualità, capite? Non sta in piedi questa cosa qui. Quindi già solamente il vestiario, poi ci vuole il tempio per poter chiamare queste entità, questi geni, ci vuole insomma, fra il tempio, il vestiario, la qualità del personaggio, del mago, le conoscenze, le competenze, è chiaro che non si possono avere prezzi irrisori. E poi il tempo, voi dovete anche pensare che per fare un'operazione magica di altissima qualità o di alta qualità non ci vogliono solo 28 giorni, ma bisogna andare sul tranquillo con 9 lunazioni. Avete capito bene? 9 lunazioni. Ci possono essere operazioni che possono anche richiedere solo 3, 6, 9 lunazioni, ma questo bisogna studiarlo. Non si può cercare di vendere in 28 giorni una lunazione che vada al primo colpo, perché le energie hanno il loro tempo di evoluzione e si devono fissare ad esempio sulla piastra, l'astra lunare eterica della Luna. Quindi è inutile che qualcuno in 7, in 28 giorni vi possa promettere il mondo. Non esiste. Quindi, cari miei, se voi volete delle operazioni di alta qualità, chiaramente dovete capire che bisogna investire per avere anche dei risultati. E se qualcuno viene a offrirvi qualcosa tipo pacca sulla spalle, angeli colorati e via dicendo, dovete tenere presente che c'è il risvolto della medaglia. Quindi cosa vuol dire? Parassiti astrali, larve e tutto quant'altro che porta dietro. Quindi quando vedete qualcuno che vi offre qualcosa a un prezzo veramente irrisorio, dovete capire che fondamentalmente questo al massimo può richiamare spiriti di basso lignaggio, geni di basso lignaggio e negromanzia. E quindi vi consiglio di stare attenti, perché anche dopo anni ci può essere un ritorno perché non siete schermati adeguatamente dal vostro operatore, se operatore si può dire. In più ci sono anche i ciarlatani, quindi direi che ci sono 3 tipologie di operatori: quelli un po' scarsini, quelli bravi e quelli bravi. Noi attualmente conosciamo benissimo il De Garda, come lavora, come si propone e i suoi prezzi, e quindi almeno personalmente so che è una persona di altissima qualità. Questo perché voglio rispondere a gente che mi chiede: ma quanto costa qui, quanto costa là, è possibile che? Per farvi un esempio semplice, un sigillo semplicissimo salomonico come minimo dura 3-4 ore di lavoro fra preparazione, operazione e spedire il prodotto. Quindi voi potete, e la conoscenza e tutto l'ambaraban che ci sta dietro, tipo il vestiario, l'ora, il luogo, le ore magiche. Quindi capite che tutto questo non può essere fatto con una scritta su un social, una parolina qui o qua e roba del genere. Quindi, cari amici, attenzione a chi vi propone cose fantasiose da pifferai magici. Bene, cari amici,
Detto questo, il vostro Marietto veneziano vi ringrazia di avermi seguito fino qui e grazie ancora che siete con noi. Se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al gruppo di Facebook oppure al, al canale di YouTube di Hildegarda o Marietto Veneziano. Grazie e alla prossima.